quali lui era sempre disponibile per qualsiasi tipo di esigenza, favorendo le loro aspirazioni, le loro inclinazioni, forte nel superare qualsiasi difficoltà. Ma non abbastanza per combattere il Covid da solo, ed è stato questa mattina nella chiesa dei Carmini di Vicenza il funerale di Alessandro Mores, 48enne Novax vicentino, morto per complicanze da Covid-19 martedì scorso all'ospedale San Bortolo dopo aver rifiutato di essere intubato. Nonostante le gravissime condizioni di Alessandro, non è servito l'appello sopraffatto da parte dei medici nel farsi curare, ma neppure quello disperato della famiglia. Vane infatti le lacrime del figlio maggiore durante un'ultima e straziante videochiamata, una storia dolorosa a cui oggi nessuno ha voluto accennare. Non l'ha fatto il parroco Don Mario Cristofori durante l'omelia e neppure chi ha parlato in suo ricordo. Anche se le nostre strade avevano da tempo preso percorsi diversi, quello che ci ha sempre tenuto uniti è l'amore per i nostri figli. Hai avuto la gioia di diventare di nuovo padre e i ragazzi all'interno di questa grande famiglia allargata hanno avuto l'amore incondizionato gli uni verso gli altri, senza divisioni, ma con la consapevolezza di essere tutti fratelli. Questo è stato grazie a te, alla tua immensa generosità, che mai ha fatto mancare la propria presenza, sempre, con costanza, rispetto e sacrificio. È con questo tuo insegnamento che andremo avanti. Ma andare avanti non sarà facile per nessuno, soprattutto per i 3 giovani figli uniti in una grande famiglia dall'amore per il padre Alessandro e vittime indirette di una scelta che ha lasciato un vuoto nel cuore di molti. Eri uno spirito libero, fiero e indomabile. Ti volevamo e ti vogliamo bene per questo. E tu eri sempre presente con il sorriso smagliante. Questa è l'immagine che vogliamo tenere con noi e portare dentro i nostri cuori.